Nell'ambito della cornice degli eventi organizzati dal Comune di Portoviro, che vanno comunque a supportare poi tutte le iniziative che sono proposte dal territorio, dalle varie associazioni che abbiamo visto fino adesso e che rappresentano l'eccellenza, vi è anche il concerto organizzato insieme all'Orchestra Sinfonica del Veneto, tributo a Maria Callas, che si terrà proprio a Portoviro in Piazza della Repubblica giovedì 31 agosto alle ore 20:45. La location si presta in maniera perfetta, direi, vista l'eleganza della nostra piazza, che abbiamo intenzione di valorizzare con quella che è un'eccellenza dal punto di vista non solo nazionale ma internazionale. Infatti l'orchestra, sinfonica del Veneto è guidata dal maestro Ricci, è un tenore di fama non solo nazionale ma anche internazionale. Infatti si è esibito anche ad esempio in Russia ma in altri paesi dove è stato molto apprezzato, e devo dire che per noi è un onore ospitarlo qui nella nostra Portoviro, soprattutto perché l'evento sarà dedicato a Maria Callas. Il tributo a Maria Callas è sicuramente un tributo importante. Riporteremo anche nel 2024 un tributo alla Callas attraverso un'opera teatrale che sarà fatta qui a Portoviro proprio durante il marzo dedicato alle donne. Tornando invece a quello che è l'evento del 31 agosto giovedì, abbiamo scelto e aderito a questa campagna di valorizzazione dell'opera che ci è stata offerta dalla Regione Veneto, e siamo felici di poter offrire ancora un evento a titolo gratuito alla cittadinanza portovirese e a quanti vorranno partecipare a questa splendida serata. È un momento di cultura, condivisione della cultura, così come l'abbiamo pensata noi di questa nuova amministrazione, perché crediamo che la cultura debba essere diffusa nel modo più semplice possibile, quindi va divulgata attraverso il territorio, dando spazio e valorizzazione. I nostri luoghi sono dei luoghi bellissimi, come Piazza della Repubblica, ma anche tante altre piazze minori della città. Avremo il 31 agosto, ripeto, un'orchestra formata di 45 elementi, con dei nomi di grande prestigio che hanno avuto modo di esibirsi in palcoscenici importanti. Il direttore d'orchestra è Stefano Romani e avremo il soprano Madina Carbelli, soprano Natalia Roman, e ci sarà proprio la partecipazione straordinaria del maestro Cristian Ricci. Quindi è un onore per noi poter ospitare una kermesse di questo spessore culturale ed offrirla con gioia ai cittadini di Portoviro. Naturalmente la gratuità dell'evento è dovuta anche al buon cuore e alla generosità di alcuni sponsor, tra cui, lo ricordiamo, Bancadria, che hanno totalmente finanziato l'evento in modo tale che il Comune potrà contribuirà in una parte ridotta riguardo a tutto poi l'importo complessivo.